farina artigianalmente e con il ragù di Suino Nero. La salsiccia di Suino Nero dei Nebrodi, finocchietto selvatico, del pepe nero o rosso che sia e vino. Ci hanno messo qua a fare i maccheroni per la sera del Suino Nero della 26esima edizione. Per i maccheroni usiamo soltanto uova e farina di semola rimacinata. Guarda che colore giallo con le uova di galline. Questi qua con il ragù del Suino Nero dei Nebrodi avranno il suo pregio. Abbiamo portato più di 100 kg di maccheroni per questa bella serata, che tutte le persone che vengono da fuori devono essere soddisfatti e non ci deve mancare nulla. Complimenti. Intanto qui si inizia a gustare i maccheroni con il ragù. Arrosticino di Suino Nero. Poi c'è da assaggiare pure un misto di carne, lardo, aromi naturali, sempre di Suino Nero, che va su delle bruschette oppure fare un piatto di spaghetti con semplicemente un piccolo soffritto e poi fai due spaghetti e vedi cosa esce fuori, un po' di prezzemolo e un po' di ricotta di sopra e c'è tutta la sicilianità. Una cottura lenta quindi? Sì, certo. Poi bisogna girarli spesso? Girarli spesso e dopo mettere il sale e tutto adesso dopo, perché sennò si perde tutto quello che è il sale minerale della carne, diventa, diciamo, mentre con una cottura lenta viene fuori questo prodotto che è abbastanza spizzicoso, più che altro non è tanto mangiare ma è uno spizzico. E come vedi è, diciamo, un prodotto. Usa la Muriglio, come si chiama? Grazie. Amici, ci troviamo qui nella piazza principale di Longi e questa è la saga del Suino Nero dei Nebrodi e qui si vive l'atmosfera del Natale, delle festività. Qui il presepe allestito in questo luogo e poi i canti della tradizione popolare. Fateci sapere da dove ci state seguendo, noi mandiamo un caro saluto da questa piazza siciliana. Non senti